E a Forcella abitanti in campo per la pulizia del quartiere, soprattutto le donne protagoniste e in prima linea anche la direttrice del Teatro Trianon, Marisa Laurito. Il servizio di Alessandra Barone. Io non posso arrivare a teatro ogni giorno e trovare la piazza piena di carte, immondizie. Abbiamo messo questi fiori che sono diventate discariche. Marisa Laurito è la prima a mettersi al lavoro per pulire l'ingresso del Teatro Trianon. Con lei un gruppo di abitanti di Forcella e aderenti alle associazioni del territorio. Bisogna educarci perché le strade sono nostre e i nostri occhi devono poggiare sulla bellezza. Scopa e paletta per raccogliere l'immondizia che ingombra le strade e dare un segnale forte per chi vive nel quartiere. Così Forcella pulisce Forcella. Sono del quartiere, speriamo di riuscire Vorrebbe vederlo in maniera diversa. ad avere la Napoli che desideriamo per i nostri figli. Un messaggio soprattutto per i più giovani. Se riusciamo, oltre al segno, a far capire il messaggio importante che sottostà al segno, abbiamo ottenuto un piccolo vantaggio. Cittadini e commercianti non hanno dubbi, migliorare Forcella si può. Un grande senso civico da parte di tutti quanti, una mano che aiuti il quartiere, loro a noi e noi a loro. Protagoniste di questa giornata soprattutto le donne del quartiere. Se la città è così sporca è perché i miei concittadini la sporcano e quindi Forcella deve prendersi cura di Forcella, questo è il cuore antico della città.